Una persona è stata soccorsa dal personale medico-infermieristico per le ferite da ustione che ha riportato a seguito di un ritorno di fiamma all'interno della propria abitazione a Romans di Sonzo. L'incidente è accaduto intorno all'1 della notte negli spazi della residenza privata. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons e l'automedica da Gradisca, che hanno preso in carico la persona, poi trasferita in codice giallo all'ospedale di Catinara di Trieste. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. L'Arma dei Carabinieri ed Enel ancora più vicine per la prevenzione e il contrasto all'illegalità, la tutela dell'ambiente e del territorio. Sono stati questi i temi dell'incontro tra il colonnello Orazio Iannello, comandante provinciale dell'Arma di Udine, e il responsabile Security Area Nord di Enel Italia, Stefano Garioni, tenutosi a Udine, volto a dare attuazione territoriale di quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra Arma e azienda lo scorso novembre, focalizzato sulla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile. L'intesa punta alla valorizzazione della presenza capillare dell'Arma e dell'Enel in tutta Italia come punto di partenza per azioni congiunte. I carabinieri e l'azienda energetica sono infatti presenti in ogni angolo del paese, spesso in aree a forte valenza ambientale. Inoltre, progetti di efficientamento energetico alle strutture di proprietà dell'Arma sul territorio nazionale e per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Presidente, sono partiti di fatto questi primi abbattimenti a Portolido, il Parco del Mare, insomma sembra che questa volta diventi veramente realtà. Sì, devo dire che fortunatamente si è riusciti dopo anni di fatica a far partire i lavori, e vuol dire riconsegnare a Trieste, alla Regione, un pezzo importante sul mare del territorio, e questo si insedia all'interno di un percorso di riqualificazione urbana che riguarda quest'area. Basti pensare a quanto sta facendo Fondazione FS nella stazione qui vicino, quanto verrà fatto dal Comune per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo, quanto stiamo facendo insieme al Comune come Regione Friulenza Giulia in Portovecchio, nella quale non ci sarà solo la nuova sede di Regione Friulenza Giulia, ma ci sarà una serie di investimenti che riguarderanno sicuramente il mondo produttivo, in particolar modo, e che riconsegneranno un'area penso di pregio europeo alla città e al Friuli Venezia Giulia.